Friuli Venezia Giulia ad alto rischio, secondo la cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, il mondo dell'economia chiede il vaccino obbligatorio, perplesso sull'ipotesi il governatore Fedriga. È polemica per il critico d'arte Vittorio Sgarbi che irrompe in Consiglio regionale per l'inaugurazione della mostra, togliendosi la mascherina e rimanendo a piedi nudi. Il Movimento 5 Stelle attacca. Disco verde per i rimborsi agli ex soci Copca e Coop Operaie. Da lunedì sarà possibile presentare le domande di risarcimento. Ci saranno 90 giorni di tempo. Cominciate le riprese del sequel del film Diabolica Premariacco. Grande attesa per il tuffo nelle acque gelide del Natisone dell'amata Eva Kant. Per il Friuli Venezia Giulia è un successo di immagine ma anche una fonte di guadagno. Non c'è pace per gli allenatori tra i dilettanti, già 3 cambi in eccellenza, ora traballano anche le panchine di Profagagna e Ancona Lumignacco. Domenica, le gare decisive. Buonasera e bentornati con le informazioni di Telefriuli. Lo avete sentito quindi dai titoli, c'è un nuovo allarme, una grande preoccupazione per quanto riguarda la pandemia in Friuli Venezia Giulia, un allarme che arriva direttamente dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità che sulla base del monitoraggio settimanale dice che la nostra regione è ad alto rischio per quanto riguarda la progressione del Covid. Sentiamo questo primo servizio della giornata. Aumentano le regioni in cui l'incidenza dei casi di Covid-19 supera la soglia critica d'allerta fissata a 50 casi su 100.000 abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire a eseguire il tracciamento dei casi. Si tratta di 17 regioni rispetto alle 13 della scorsa settimana. In Friuli Venezia Giulia, secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia, si registrano i valori più alti con ben 233 casi ogni 100.000 abitanti, dopo quelli della provincia di Bolzano, 316 casi per 100.000 abitanti, al terzo posto ma ben distante è il Veneto con 115 casi ogni 100.000 abitanti. La nostra inoltre è una delle 2 regioni nelle quali è stata superata o raggiunta la soglia critica d'allerta del 10% rispetto all'occupazione dei posti letto per Covid nelle terapie intensive. Noi siamo al 10,9%, l'altra regione sono le Marche al 10%. Nessuna regione o provincia autonoma ha superato la soglia d'allerta del 15% per l'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica. E anche oggi rimangono molto elevati i livelli di contagi. Diamo uno sguardo ai dati con i nuovi casi che ci dicono che sono 577, le persone decedute invece 4. Dall'inizio della settimana i nuovi contagi salgono a 2370. Le 4 vittime sono un uomo di Cordenonse di 62 anni, un 75enne di Mortegliano, un 76enne di Trieste e una donna di 83 anni sempre di Trieste. Nel dettaglio 531 nuovi contagi sono emersi attraverso 7047 tamponi molecolari, 7,4% la percentuale di positività. Sui 13.362 test rapidi antigenici realizzati, inoltre, sono stati individuati ulteriori 46 casi, 0,34%. Le persone ricoverate in terapia intensiva, lo leggete, sono 134 pazienti in altri reparti, che questi sono aumentati di 7 unità. Scintille tra gli organizzatori della manifestazione No Green Pass di sabato domani a Gorizia. Il sindaco Rodolfo Ziberne, i manifestanti accusano di intolleranza il primo cittadino che risponde invece che le regole devono essere rispettate. Sentiamo. E scontro a Gorizia tra gli organizzatori della manifestazione No Green Pass di domani e il sindaco Rodolfo Ziberna. Quest'oggi il comitato ha infatti criticato le parole dei giorni scorsi del primo cittadino, che aveva auspicato l'annullamento del corteo. In una nota il comitato evidenzia che il sindaco ha scelto di alimentare la contrapposizione tra i suoi stessi concittadini, scrivono, stravolgendo il suo ruolo istituzionale, esprimendosi con parole che incitano all'intolleranza ed evocano con retorica scenari apocalittici e lugubri che alimentano la tensione sociale e che giustificano lo scontro invece di raccomandare il confronto, termina la nota.
accuse che Ziberna respinge in blocco. No, io uso parole che incitano al rispetto della legge, perciò uno può anche dire la legge non la condivido ma va rispettata, e questo è quello che noi insegniamo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Un appello che rivolgo ai partecipanti: rispettate le norme. Avrei preferito assistere a una manifestazione per il diritto al lavoro, perché questo tipo di manifestazioni, ai noi, spaccano la città. E da Trieste, che è diventata una sorta di capitale dei no Green Pass, è arrivato oggi un messaggio chiaro al governo e al Parlamento affinché venga imposto l'obbligo vaccinale, e l'appello è partito dal mondo economico. Sentiamo. Sono stufi e esasperati e chiedono un intervento radicale. La Camera di Commercio Venezia Giulia ha radunato tutte le categorie economiche e sindacali che hanno sottoscritto un documento che parte da: andiamo a chiedere l'obbligo vaccinale. Trieste Novax, Trieste proteste Novax, proteste no Green Pass, l'altra Trieste chiede l'obbligo vaccinale allo Stato, per cui non si può più andare avanti così, non si può bloccare gli ospedali, non si possono bloccare le cure a chi ne ha veramente bisogno, e i contagi continuano a salire. Corriamo il rischio di vederci bloccato un ulteriore Natale, un ulteriore dicembre. Non siamo più d'accordo. La richiesta è al Parlamento, al quale c'è l'invito a valutare possibili ristori per le categorie penalizzate da ulteriori chiusure. Il fronte si è invece diviso solo su un tema, con i sindacati che non hanno condiviso un possibile lockdown solo per i non vaccinati, sul modello austriaco. Perplesso proprio su questo obbligo della vaccinazione è il governatore Fedriga, che dice: preferisco pensare che il Green Pass possa essere il deterrente giusto per spingere anche i Novax a vaccinarsi. Sentiamolo in questa intervista. Presidente, la cabina di regia dell'IS dice che siamo ad alto rischio, lei è preoccupato? Beh, sicuramente abbiamo un aumento di contagio importante, che si riversa anche in un aumento di ospedalizzazioni, in particolar modo legate alle persone non vaccinate. Per questo noi siamo preoccupati, ma pensiamo alla soluzione ci sia, ovvero quello di partecipare alla campagna vaccinale per chi non si è ancora vaccinato e di fare la terza dose per chi ha superato i 6 mesi dall'ultima somministrazione della seconda. Sono due procedure importanti. Quest'anno abbiamo un'arma per combattere il Covid, abbiamo un'arma per evitare chiusure e restrizioni, che è quella del vaccino. Altre cose che ci vogliono far allontanare da questa strada fanno un danno alla salute e fanno un danno all'economia. Oggi è partito un appello proprio da Trieste, dal mondo economico al Parlamento, per l'obbligatorietà del vaccino. Lei sarebbe favorevole o contrario? Bisogna vedere poi come si applica, perché l'obbligatorietà del vaccino significa che cosa succede se uno poi non si vaccina. Ecco, io voglio ancora pensare che l'utilizzo del Green Pass e la possibilità che si dà di vaccinare convinca quelle persone che sono fatte probabilmente convincere da fake news e notizie false invece a cambiare idea e convincersi e rivolgersi soprattutto alla razionalità e alla scienza. Una seduta speciale di vaccinazioni Covid per le donne in gravidanza in programma all'ospedale di Udine il 27 novembre con somministrazioni del vaccino Pfizer. La giornata prevede la presenza anche di specialisti ginecologi e ostetriche. Le pazienti che si vaccineranno potranno avere una fotografia del feto acquisita con ecografo. Decine di bambini e diversi docenti del Collegio di Messe di Udine questa mattina sono stati sottoposti ai tamponi dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda ospedaliera del Friuli Centrale. Lo screening è avvenuto all'interno dello stesso plesso scolastico. I test sono stati eseguiti con urgenza dopo che alcuni casi di positività al Covid-19 erano emersi tra le sorelle e i genitori degli alunni che frequentano la scuola paritaria di Via Treppo. E per concludere la pagina riguardante la pandemia, una scritta Novax è stata trovata stamattina nei pressi della scuola di Rualis di Cividale, lo vedete anche questa immagine. Qualche idiota, è il commento del deputato di Forza Italia Roberto Novelli, vice sindaco di Cividale, ha pensato bene di vergare sull'asfalto una scritta delirante, un vandalismo concluso aggravato dalla totale falsità del messaggio. E ora vediamo a quel comportamento irriverente tenutosi oggi dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, non nuovo ovviamente a questi fatti, è avvenuto oggi proprio nel Consiglio regionale. Prima ha inaugurato una mostra, ma poi si è tolto la mascherina e infine anche le scarpe ed è rimasto a piedi nudi. Ovviamente tante le polemiche, tra queste quelle delle 5 Stelle. Sentiamo.
I piedi nudi in bella mostra e niente mascherina. Nei passi perduti del Consiglio regionale giovedì è andato in scena il Vittorio Sgarbi Show, invitato alla inaugurazione della mostra, il dono di un talento viaggio nel mondo visionario di Luciano Ceschia, da fervente non masca, ovviamente usato e soprattutto non usato la mascherina, neanche vicino al presidente Massimiliano Fedriga. Per l'accesso al Consiglio in quei giorni di lavoro di aula era obbligatorio il tampone oltre al Green Pass che il critico aveva e ovviamente la FFP2 che come vedete non ha proprio usato. Ci sono il DPCM, tutte le norme prevedono che ci siano dei soggetti deputati al rispetto delle norme, quindi siano essi interni al Consiglio piuttosto che le forze dell'ordine. Credo che se vedono che ci siano delle condizioni per cui si possano irrogare delle sanzioni così come previsto dalla legge, lo dovranno fare loro di iniziativa. Certo, dal punto di vista morale a me compete stigmatizzare il comportamento. A far scoppiare la bomba il consigliere del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella, che sui social ha postato per primo la foto di Sgarbi, il quale ha poi replicato: meglio i miei piedi nudi che le vostre teste vuote. Capozzella dal canto suo prova anche a sdrammatizzare, da un certo punto di vista è anche divertente, un po' meno però per le istituzioni. La destra vede in Sgarbi una icona culturale e però un irriverente per natura, e quindi le sue marachelle ricadono poi proprio sulle istituzioni. A Trieste, città delle proteste e dei no Green Pass, non inviti chi ha partecipato a incontri negazionisti. Credo che Zanin debba delle scuse a tutti. Gli insulti a me, quelli di Sgarbi, sono una medaglia, poi concluso Capozzella. Massima attenzione della Commissione Antimafia sul Friuli Venezia Giulia, non tanto per la possibile presenza di mafia quanto per prevenire eventuali infiltrazioni in vista del PNRR. Sentiamo. Non un'isola felice ma un luogo dove tenere alta la soglia di attenzione. Non preoccupano le possibili presenze di mafie straniere dei Balcani quanto quella autoctona italiana. La Commissione parlamentare antimafia ha avuto 2 giorni di audizione a Trieste per fare il punto della situazione. Non ci sono evidenze di mafie strutturate e radicate sul territorio. C'è un pericolo che è consistente, che tutti i soggetti che abbiamo audito, tutti i soggetti istituzionali hanno evidenziato, un pericolo di infiltrazione delle mafie su questo territorio, anche per il fatto, per la circostanza che arriveranno su questo territorio ingenti fondi dal PNR. Esiste poi il problema delle mafie che si sono radicate in Veneto. Nel Friuli Venezia Giulia ci sono evidenti penetrazioni e presenze di mafie legate soprattutto al confinante Veneto, dove recentemente ci sono state inchieste che hanno portato a oltre 200 arresti. Sul tema portuale invece la Commissione ha sottolineato la grande capacità di interloquire tra tutti gli enti coinvolti con un modello che sarà riferimento anche in altre zone d'Italia. Veniamo allora alla cronaca. Emergono sempre di più i furbetti dell'assistenza, così si è venuto a sapere di un colombiano finito nei guai per aver riscosso 200 euro dal reddito di cittadinanza ai quali non aveva diritto, ma anche 2 coniugi cinesi falsi pensionati da 10 anni. Sono stati scoperti tutti dalla Polizia di Stato. Servizio. Nei guai per aver riscosso 200 euro di un reddito di cittadinanza al quale non aveva diritto. A finirci è stato un colombiano di 33 anni che per ottenere il sussidio ha dichiarato di essere cittadino italiano, mentre in realtà non solo aveva ancora la cittadinanza del suo paese, ma era anche privo di soggiorno di lungo periodo in Italia. A scoprirlo è stata la Polizia di Stato, che lo ha beccato subito dopo la riscossione del primo assegno di 200 euro appunto. Ammonta invece a 145.000 euro la somma che una coppia di anziani cinesi, marito e moglie di 82 e 80 anni, hanno percepito per più di 10 anni come pensione sociale pur non avendone diritto. Avevano infatti dichiarato di vivere in Italia per ricongiungersi con il figlio, mentre in realtà, secondo l'accusa della polizia, trascorrevano la maggior parte del tempo in Cina. Sia loro sia il colombiano sono stati denunciati alla magistratura in stato di libertà. Atterraggio d'emergenza nell'area dell'aviosuperficie di Rivoli Osoppo, un pilota alle prese con dei problemi riscontrati al suo ultraleggero, lo potete vedere anche dalle immagini, ha lanciato un SOS chiedendo di poter planare su un campo che affianca Via delle Ferriere la zona industriale della città della Pedemontana. Le operazioni sono state precedute dall'arrivo dei vigili del fuoco, dei sanitari e delle forze dell'ordine, pronte a intervenire in caso di necessità. Nonostante i problemi di natura tecnica, fortunatamente l'atterraggio è andato bene, come possiamo ancora vedere da queste immagini del nostro telespettatore Marella Adriano. L'aviatore, dopo diversi rollii, è riuscito a stabilizzare il mezzo e a scendere, limitando al massimo i danni.
Voltiamo pagina, disco verde finalmente per i rimborsi per gli ex soci Copca e Coop Operai. È arrivato il momento di presentare le domande di risarcimento, il tutto a partire da lunedì, e ci saranno a disposizione 90 giorni di tempo. Vediamo. Da lunedì 15 settembre i risparmiatori traditi della Copca e delle cooperative operaie potranno presentare le domande necessarie per ottenere i ristori. Attraverso i fondi regionali, i prestatori della cooperativa giuliana potranno ottenere il 10% degli accantonamenti persi, quelli della cooperativa carnica il 25%, a patto che i crediti non siano inferiori ai 400 euro. Le risorse complessive andranno a ristorare l'88% delle perdite per i risparmiatori della società cooperativa carnica di consumo e l'89% per la cooperativa triestina. I risparmiatori traditi però non dovranno correre per inoltrare i documenti. Non conterà infatti l'ordine di arrivo della modulistica e non è previsto nessun odioso click day. Ci sono ben 90 giorni di tempo utile per scaricare e preparare i moduli disponibili sul sito dell'ente camerale di Pordenone e Udine per i soci Copca e sul portale della Camera della Venezia Giulia per quanto riguarda le cooperative operaie. Il fondo copre tutti i potenziali aventi diritto e le domande potranno essere presentate fino al 15 febbraio. Solo da metà maggio 2022, dunque, i fondi saranno accreditati sui conti correnti degli aventi diritto. Vive nel limbo il settore dell'autotrasporto a causa del caro carburante, ma anche per la carenza di personale, e su questo pesa anche l'obbligo del Green Pass. Molti autisti, in particolare rumeni, sono tornati a casa per sviare l'obbligatorietà della certificazione verde e gli stessi friulani non vogliono saperne di fare questo mestiere. Sentiamo il capogruppo dei trasporti Confindustria Udine, Massimo Masotti. Quindi i giovani non sono attratti da questo lavoro e scelgono altre attività, non sapendo invece che magari l'attività dell'autista ha delle remunerazioni economiche tuttora importanti. Quello che oggi lamentano tutti è l'assenza da casa, la distanza da casa, quindi si parte il lunedì e si torna il venerdì e questi 5 giorni lontano dalla famiglia, dagli affetti e dalle proprie persone care ha un valore. Molte persone non vogliono affrontare questa distanza. Le aziende italiane si trovano con personale che o non intende vaccinarsi e quindi è obbligato a fare tamponi continuamente, con tutti i problemi del caso per un camionista che è in giro in viaggio rispetto a un impiegato che quindi può andare alla farmacia sotto casa la mattina per farsi il tampone. E in più ci sono appunto quelli che in realtà non vogliono neppure farsi il tampone, che si sono ritirati a casa loro, dove questa normativa sul lavoro per cui il Green Pass è obbligatorio per lavorare è una normativa solo italiana, quindi in altri paesi non è richiesta. Adesso l'Austria ha cominciato a introdurre questa normativa, la Germania ci sta pensando, altri paesi ci stanno pensando, ma concettualmente è una norma nostra, quindi molti rumeni sono tornati a casa loro per poter lavorare senza obblighi di Green Pass. L'intervista integrale nel corso della puntata di Screenshot di oggi alle 19:45. Proseguiamo con il nostro notiziario. Un primo passo per avere nel cuore della città una vetrina permanente dei prodotti artigianali del Friuli Venezia Giulia è il Temporary Store organizzato in piazzetta Belloni a Udine, che rimarrà aperto fino alla vigilia di Natale. Inaugurato in piazzetta Belloni a Udine il Temporary Store promosso da Confartigianato Imprese nell'ambito del progetto Compra in Bottega. Fino alla vigilia di Natale in negozio si potranno vedere in mostra i prodotti di 28 imprese artigiane, mentre nella vetrina digitale www.comprainbottega.it ne saranno presenti 52. Quest'anno in prossimità delle feste natalizie l'abbiamo fatto nel centro di Udine, diciamo anche in concomitanza con un grosso evento della mostra degli impressionisti, e quindi il nostro obiettivo è renderla stabile, però le difficoltà non ci nascondiamo che sono abbastanza grandi, ma cercheremo di risolverlo, perché questo di oggi è stato un segnale importante per il mondo degli artigiani del Friuli Venezia Giulia. L'evento è stato reso possibile grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione attraverso il CATA. Questi fondi vanno a evidenziare il grande patrimonio che abbiamo noi nell'artigianato. L'artigianato in senso lato è la spina dorsale della nostra economia.
Torna la Fiera del Lavoro ALIG il 19 e 20 novembre a Udine dopo l'edizione solo online del 2020. Quest'anno una doppia modalità online, ovviamente, ma anche si torna in presenza. Sentiamo. A una settimana dall'apertura delle candidature, i colloqui prenotati alla Fiera del Lavoro superano già quota 800. C'è tempo fino a domenica 14 novembre per le iscrizioni ai colloqui online e fino a mercoledì 17 per la fiera in presenza. Per la prima volta, infatti, l'evento organizzato da ALIG, Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale, raddoppia le opportunità di incontro tra domanda e offerta occupazionale. Venerdì 19 novembre è la giornata riservata ai colloqui online. Sabato 20 si torna in presenza con gli incontri one-to-one e i talk show in presenza al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per un totale record di 70 imprese partecipanti pronte a offrire 490 posti di lavoro. Presentato oggi a Udine il progetto di riqualificazione delle carceri di Via Spalato, un investimento da 4,5 milioni di euro che prevede maggiori spazi per la formazione ma anche una sala teatro. Resta però ancora in piedi il tema del sovraffollamento dei detenuti, 650 regioni su una capienza massima di 400 posti servizio. Via Spalato diventa il centro di Udine e per rispettare la Costituzione, una cosa molto semplice, la pena deve servire a risocializzare, a reintegrare nella società le persone. Con la ristrutturazione noi avremo un polo formativo, culturale, sociale, per il lavoro, per la cultura e consentirà che le persone rientrino nella società non incattivite, migliori di come sono entrate. La distanza tra la società e il carcere si è acuita ancora di più. Attualmente come associazione l'unica attività che possiamo portare avanti sono i colloqui individuali di sostegno alle persone per individuare quali possono essere le esigenze. E per quanto riguarda tutte le altre attività culturali che di solito facciamo, al momento non è ancora possibile. Speriamo che la giornata di oggi sia un primo passo verso la ricostruzione dei ponti che solitamente costruiamo tra l'interno e l'esterno. Novità nel quartiere nord-est di Udine, parliamo di Godia che ha la sua nuova piazza con un restyling. A breve l'inaugurazione, vediamola. Manca solo il taglio del nastro, poi la nuova piazza di Godia sarà ufficialmente riaffidata ai suoi residenti e riaperta alle auto. Sono terminati i lavori di stampa e resinatura che hanno portato alla completa ripavimentazione del piazzale principale del quartiere a nord-est di Udine tra via Liguria e via Genova. Il costo di realizzazione è stato di circa 100.000 euro. La pavimentazione era attesa da anni ed era stata chiesta a gran voce dal Consiglio di Godia Beivars al vice sindaco con delega ai lavori pubblici Loris Michelini. La piazza infatti versava in precarie condizioni a causa del transito di bus e mezzi pesanti e non era più funzionale per le attività e le manifestazioni del quartiere, tra le quali ricordiamo la nota sagra delle patate. L'asfalto drenante stampato è stato scelto dal progettista per permettere una maggiore durata, scongiurerà nuovi cedimenti e grazie alle pendenze permetterà un migliore scolo delle acque. Una quindicina di posti auto a disposizione, gli stalli saranno utilizzabili gratuitamente per un massimo di 90 minuti, previa esposizione del disco orario. Mantenuta infine la fermata dell'autobus che presto sarà dotata di una nuova pensilina. C'era grande attesa e sono iniziate oggi le scene del sequel del film Diabolic in Friuli Venezia Giulia, esattamente a Premariacco, ed è lì che oggi la sua amata Eva Kant, la protagonista, si è tuffata nelle acque gelide del Natisone. Diabolic che fa incassare in Friuli Venezia Giulia dai 700 agli 800 mila euro in 3 settimane di riprese. Sentiamo. Chuck si gira, Diabolic è arrivato a Premariacco, la sua amata Eva Kant si tuffa nelle acque gelide del Natisone all'altezza del Ponte Romano, strada bloccata, zona blindata per le riprese. La troupe è costituita, oltre che dagli attori, da una 60 di persone, delle quali 18 sono residenti in Friuli Venezia Giulia. Girare in Friuli Venezia Giulia costa molto meno che girare in altri poli produttivi più classici, sono molto richieste. Quest'anno abbiamo girato 500 giornate di ripresa, le produzioni sul territorio spendono,
faccio l'esempio di De Bori che in 3 settimane spenderà tra i 7 e gli 800 mila euro, un indotto occupazionale, l'impiego di maestranze locali e poi quello meno calcolabile ma forse più importante, l'indotto turistico, l'indotto del ritorno d'immagine. La Forra del Natisone è sì a Premariaco ma è un patrimonio di tutti e noi lo vogliamo valorizzare. Ci sono 2 progetti, la riqualificazione del ponte romano in questo caso con l'allargamento della sede stradale e la presenza anche di un camminamento per poter ammirare la Forra. Ed inoltre dove adesso l'attrice andrà a fare comunque questo famoso tuffo ci sarà la possibilità di realizzare un parco dedicato al Natisone. A 105 anni dalla nascita di padre David Maria Turoldo, una serie di eventi per farne rivivere la poesia. Per Gianmario Villalta, opere che sono testimonianza di un legame profondo tra la vita e le parole che si usano, alle quali dovremmo prestare più attenzione. Sentiamo. Oggi abbiamo avuto un importante appuntamento presso il Liceo Marinelli di Udine. Questa sera avremo un incontro con i poeti a Sedegliano e la prossima settimana, sabato 20, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a padre Turoldo nella sua casa natale a Coderno. Nella poesia di Turoldo noi troviamo oggi una individualità, un'esistenza spesa per l'ascolto, per la celebrazione della vita e questo dà un esempio per tutti ma anche per noi un'esigenza di approfondimento di quella che è stata anche qualche cosa che ci vorrebbe ancora, insomma, un legame profondo tra la vita, tra quello che uno si sente chiamato all'esistenza e quello che sono le parole che si usano, perché le parole sono molto importanti. Ha da dire la provocazione che i poeti e un po' i profeti come lui danno sempre. La vita è una sfida molto alta, molto importante. Bisogna vivere con il cuore a quell'altezza e con l'apertura agli altri, al mondo così intensa, se no si rischia di vivere poco e Turoldo invece è uno che ha vissuto molto e ha fatto vivere molto. Alla COP26 di Glasgow anche il cantautore Carnico Dorogliat, il suo brano Da casa mia, notato dai produttori dei Gotham Project, fa parte del progetto Antropoceno e racconta gli effetti del cambiamento climatico visti appunto dalla finestra di casa. In particolare racconta di come Vaia abbia stravolto il paesaggio e i boschi anche dell'Alto Friuli. Vediamo. Il vento dall'Africa soffia, la sabbia qua sui crinali, e in aria il suolo i pini, scappa lontano lasciandoci gli ali. Gli effetti del cambiamento climatico visti dalla finestra di casa, tra le montagne della Carnia. È quanto racconta Da casa mia, brano del rapper e cantautore Carnico Dorogliat, portato con una versione riarrangiata sul palco della COP26, la convention per il clima in corso a Glasgow. Dopo la collaborazione con Joss Stone, Doro è stato notato da Christoph Müller, Eduardo Makarov, produttore musicale e chitarrista del progetto Gotham Project, che gli hanno chiesto di partecipare ad Antropoceno, nuovo progetto a sfondo ecologista. Sono nato e cresciuto tra le montagne della Carnia e nei miei 38 anni di vita ho avuto modo di sperimentare in prima persona una serie di cambiamenti piuttosto radicali nel comportamento del clima nelle valli della Carnia, racconta Dorogliat. L'esempio più eclatante ad oggi rimane la tempesta Vaia del 2018 e il titolo Da casa mia vuole proprio raccontare questi cambiamenti così come ha avuto modo di vederli dalla finestra della sua casa. Da casa mia, qui lungo il confine, sotto il cielo di nord-est, tagliato dalle scie chimiche, nuvole bianche di combustibile. Chiudiamo con lo sport, non c'è pace per gli allenatori tra i dilettanti, già 3 cambi in eccellenza, ora traballano anche le panchine di Profagagna e Ancona Lumignacco, domenica le gare decisive. Se ne parla tra poco a Sport FVG, spazio anche alle lezioni di calcio di Gotti all'Ajax Udine e all'Atletica con i tricolori di corsa campestre segnati ad Aviano. Vi proporremo anche un'intervista all'uomo del momento in casa Pordenone, ovvero Zammarini. E con questo è tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.